Cavalcavia chiuso al traffico per ore, oggi il giorno del super perito, l'ingegner Migliorino che vediamo proprio lì sul punto in cui la sera del 3 ottobre il pullman guidato da Rizzotto è precipitato di sotto. Quella di Migliorino, il funzionario del Ministero dei Trasporti definito il mastino per le analisi sullo stato del ponte Morandi, incaricato dalla Procura, è la perizia più attesa nelle indagini sulla strage del bus. Presenti la PM Laura Cameli, titolare del fascicolo, i periti delle parti civili, i legali e i periti di parte dei 3 indagati, l'amministratore delegato della linea, Fiorese, e i 2 dirigenti del comune di Bussolo e Cesaro. Al momento, come ribadito dal procuratore Cherchi, nessun altro è iscritto nel registro degli indagati. Per i rilievi e le misurazioni, Migliorino si è avvalso di un drone che è stato fatto sorvolare lungo il tratto da cui è precipitato il bus. Sono stati misurati poi ringhiere e guardrail, soprattutto i 27 punti toccati dal mezzo prima di precipitare. La viabilità sul cavalcavia è stata interrotta dalle 13 alle 16 come da ordinanza comunale. Una volta terminate le analisi sul cavalcavia verso le 16, l'ingegner Migliorino e i vari tecnici si sono spostati a esaminare il bus all'ex mercato ortofrutticolo di Via Torino a Mestre, dove era stato portato all'indomani dell'incidente. Qui sono state scattate numerose fotografie. Il 9 novembre è in programma la seconda parte di verifiche. Intanto si attendono anche gli esiti delle varie perizie e dell'autopsia eseguita sul corpo di Rizzotto. I primi accertamenti non hanno riscontrato anomalie, per questo si attendono gli esami più approfonditi eseguiti sul cuore dell'autista quarantenne.